Renato Balusso, abbiamo sentito apposta i commenti da parte delle persone proprio per cercare con lei poi di andare ad approfondire. Allora, si è sentito un po' le doppie campane, no? Forse anche le campane simpatiche per sdrammatizzare questo momento. Sta di fatto che alla fine tira e ghemò oppure come il gamba si tira in daud? Ma qua la situazione sta andando sempre peggio. Sicuramente c'è ancora la possibilità di fare qualcosa, però sempre di meno, sempre con maggiori difficoltà. C'è da dire che adesso anche chi ha ancora un lavoro, la possibilità di andare avanti, comunque va avanti molto meno che un tempo, con molta più difficoltà. E quello che stasera mi sento di dire è che purtroppo in questi mesi, da quando è nato Friuli contro la crisi, non abbiamo avuto quel risultato in termini numerici che era presumibile aspettarsi. Dopo tutti gli appelli che abbiamo rivolto, anche grazie a voi, attraverso i media locali e internet eccetera, ci siamo ritrovati con il friulano è ancora troppo chiuso in se stesso, no? Non so se sia questo, non so se sia, può darsi, ma non so se sia una specificità del popolo friulano o se sia un po' di tutti gli italiani, cioè si preferisce magari cercare la soluzione individuale per conto proprio piuttosto che capire che ormai quelli che sono i problemi sociali della disoccupazione, della mancanza di lavoro, dell'emergenza abitativa sono problemi che riguardano tutti e quindi andrebbero risolti assieme. Di fatto, se si pensa che nella sola Udine ci sono 3 sfratti al giorno e non sono pochi a causa di morosità incolpevole, ci troviamo di fronte a migliaia di situazioni umane e però poi noi di Friuli contro la crisi che tutti questi mesi abbiamo interessato, fatto appelli, rivolto appelli a chi si trova in difficoltà eccetera, ci ritroviamo con un potenziale di 200 persone di cui sinceramente la parte attiva sono solo poche decine. Noi abbiamo preparato un pacchetto di proposte da sottoporre alle istituzioni regionali, ma è chiaro che andare a proporre un qualcosa Senta, che... ma siete andati a battere giusto la porta nelle istituzioni oppure avete solo, diciamo così, suonato il campanello in modo... No, beh, noi ci siamo rivolti alla regione, alla Presidente Serracchiani che non ci ha risposto, qualcuno ci ha aperto uno spiraglio, adesso non voglio ancora dire chi perché magari il momento non è ancora maturo, perché poi bisogna vedere, insomma, ma potrebbe essere che, ma il discorso è che quando si va a proporre delle cose che riguardano decine di migliaia di situazioni umane nella sola provincia di Udine, migliaia di persone a Udine, è chiaro che non possiamo andare dalle istituzioni con numeri da circolo di paese, con 100 firme, con la concretezza, questo dobbiamo presentare, cioè, insomma, la gente dovrebbe capire che per proporre un cambiamento popolare appunto deve essere popolare, dobbiamo essere in tanti, altrimenti non c'è niente da fare. Se si attacca al tram e si canta giovinezza, insomma, diceva qualcuno ogni volta. Se dobbiamo finire così. Bene, grazie a Renato Balusso, complimenti, sempre mai mollare la partita, mi raccomando, noi continueremo comunque a seguire quello che fate perché sappiamo che lavorate bene. Andiamo invece, restiamo in tema